Esistono luoghi nella montagna friulana che sembrano dimenticati da Dio e dagli uomini, dove in tempi non molto lontani brulicava una frenetica e convulsa vita, cadenzata solo dallo scorrere delle ore e delle stagioni. Uno di questi luoghi è sicuramente il Canal di Cuna, collegamento tra le selvagge Val d'Arzino e Val Tramontina, dove la natura si è ripresa lentamente i suoi spazi, cancellando il sudore versato nelle difficili vite degli abitanti di un tempo. Questa escursione sarà quindi un tuffo nel passato, per provare a capire quanto diversa e difficile era la vita di coloro che lì vi abitavano. Ciao, buongiorno. Allora, oggi siamo probabilmente in una delle zone più selvagge di tutto il Friuli Venezia Giulia. Ci troviamo adesso all'imbocco del Canal di Cuna, è una valle laterale con circa esposizione est-ovest che collega la Val d'Arzino, qui alla mia destra, con la Valle di Tramonti alla mia sinistra. È una valle che ad oggi è ormai abbandonata e estremamente selvaggia, però fino a 70-80 anni fa vedeva la presenza di parecchie famiglie distribuite in, chiamiamoli villaggi, lungo la valle, da qui fino a Tramonti. Alla fine del Canal di Cuna, un po' più spostato sulla sinistra, c'è Palcoda, il borghetto fantasma, dove hanno ristrutturato solo la chiesetta, dove sono stato circa 2 anni fa. C'è un video, te lo lascio qui sotto in descrizione. La meta di oggi è una chiesetta qui nella Val di Cuna, che anche questa è stata restaurata ed è alla fine, quasi alla fine, verso Tramonti. Noi per raggiungerla abbiamo scelto la strada più lunga, quindi siamo partiti da San Francesco in Val d'Arzino e abbiamo risalito il CAI 810 fino alla casera Giaff, molto bella, ristrutturata un po' di anni fa, e in un bel pianoro, siamo circa 1000 metri di quota. E quindi adesso dalla casera abbiamo fatto credo un 500 metri circa di dislivello, adesso scendiamo per 400 metri e seguiamo la valle, che vabbè magari adesso qua non si vede, ma insomma andiamo giù qua dentro e fino in fondo. Come dicevo, questa valle è estremamente selvaggia. Qui è stata una delle prime zone dove sono state trovate le tracce di lupo, ormai forse anche quasi una decina di anni fa, ed è stata appunto la prima zona dove si è registrato il ritorno del lupo qui in Friuli Venezia Giulia. Tutta questa zona, sia il Canal di Cuna ma anche le valli che praticamente da Tramonti vanno verso la Valcellina, anche quelle zone lì sono estremamente selvagge, non ci sono strade, e quindi qui è praticamente il regno dei camosci e ormai anche del lupo. Sono zone molto selvagge, purtroppo zone dove proliferano anche le zecche. Come vedi oggi è il 4 e come mi vedi sono in maniche corte, al 4 di febbraio, quindi insomma pantaloni lunghi, un po' di spray e un po' di attenzione. Purtroppo queste zone sono veramente bellissime perché sono selvagge, non ci si trova nessuno, non c'è nessuno, ma purtroppo qui sono veramente infestate di zecche, quindi i giri bisogna farli tardo inverno, inizio primavera, e poi sono zone abbastanza off limits. Abbiamo terminato la prima discesa, siamo arrivati sul fondo della valle dove abbiamo guardato il torrente Giaveada. Purtroppo non c'è più il ponte, c'era un ponte quasi carrabile
che però è stato portato via non credo tanti anni fa. Quanto ieri un po' cercato su internet il giro, avevo visto delle foto dove c'era ancora il ponte e purtroppo adesso non c'è più. Tra l'altro, poco prima del guado abbiamo iniziato già a vedere qualche resto. Lì c'è una casa abbastanza grande, ormai diroccata, e c'è una targa che ricorda probabilmente i proprietari, che purtroppo sono stati uccisi dai cosacchi alla fine nel periodo della fine della seconda guerra mondiale, quando i partigiani si rifugiavano in queste vallate, in Carnia, a Verzegnis, nella Val di Preone, nella Val Calda, c'erano i cosacchi portati qui dai tedeschi per controllare la zona. I cosacchi battevano queste valli per stanare i partigiani e purtroppo hanno ammazzato 2 persone che non c'entravano niente, che abitavano qui, e c'è una targa in loro memoria davanti alla casa. In 3 ore circa di cammino siamo arrivati alla meta, la chiesetta qui, quella ristrutturata. Praticamente da quando abbiamo iniziato questo tratto di sentiero è un susseguirsi di muretti a secco, zone semipianeggiante con rinnovazione di alberi che avranno per l'appunto forse anche qualcuno anche un centinaio di anni, però insomma sono zone dove si vede la mano dell'uomo. È un sentiero molto bello, in realtà non è probabilmente frequentato perché è abbastanza, cioè, tenuto bene, è ben segnato. In qualche punto c'è qualche tratto franato, qualche albero caduto, però sì, non c'è assolutamente niente di difficile. È un po' lungo, ci abbiamo messo 3 ore e più che altro adesso ci muoviamo, facciamo ancora un pezzettino, andiamo a vedere. Abbiamo visto sulla cartina c'è segnata un'altra struttura religiosa, probabilmente sarà un'edicola o una croce votiva. Andiamo a vedere che cos'è, poi rientriamo dalla stessa parte e dobbiamo tornare su alla Casera Giaff e rifarci quei circa 400 metri di dislivello in salita di nuovo per poi ridiscendere. Bene, sono circa 4 ore che camminiamo, siamo tornati alla Casera Giaff e adesso non ci resta che rifare circa, sono di nuovo 400 metri in discesa fino all'abitato di San Francesco, per cui abbiamo quasi concluso il giro. Sono posti davvero belli, abbastanza selvaggi, anche se devo dire la mano dell'uomo si vede molto. Quindi probabilmente questa valle effettivamente dava da vivere a parecchie persone
perché al di là delle case, che sono, ne abbiamo viste 4 o 5 lungo la vallata, ma poi cioè ci sono molti tratti con muretti a secco, muretti di contenimento, i ponticelli sotto sul torrente sono quasi carrabili, probabilmente la valle veniva anche percorsa da carretti coi muli, immagino. Quindi insomma pensare che un centinaio di anni fa qui ci fosse parecchia gente che viveva, fa un po' pensare, perché magari nella bella stagione dovevano coltivare, allevare e trovavano cose da fare, ma poi qui d'inverno, quando il sole calava, cosa facevano? Boh, probabilmente di giorno legna e poi la sera trasformavano quello che avevano messo via d'estate, o comunque poi lavoravano per oggettistica varia, vestiario, non ho proprio idea, cioè un po' così pensandoci mentre camminavo ho provato a pensare cosa doveva essere la vita qua, ma sono pensieri davvero difficili da fare oggi, anche poi pensando che probabilmente qualcuno qui in Friuli o nel mondo, qualcuno che è nato qui potrebbe essere ancora vivo. Gli ultimi abitanti in teoria sono stati dopo la fine della seconda guerra mondiale, per l'appunto qui avevano trovato riparo i partigiani, quindi immagino ci fossero ancora delle persone. La targa commemorativa, quella per i 2 abitanti uccisi, le date sono riportate 44 e 45, per cui vuol dire potrebbe essere che qualche bambino nato qui sia ancora vivo. E se penso com'è la vita adesso, com'è la mia vita, la vita di tutti noi, e com'era la vita 80 anni fa, viene un po' da pensare, cioè, c'è un mondo tra noi e 80 anni fa, è davvero incredibile. Allora, spero che questo video ti sia piaciuto. Sotto in descrizione ti lascio magari qualche link sulla descrizione, magari riesco, ti lascio il link della traccia su Strava. Il giro non ha difficoltà particolari, il sentiero, il CAI è tenuto molto bene, c'è qualche schianto, qualche pezzo franato, però non è che sia difficile da seguire o ci siano tratti in cui si rischia di perdersi. La cosa più faticosa è lo sviluppo, alla fine verranno circa 18 km e c'è la questione del dislivello, bisogna salire, poi ridiscendere, si fa il canal di Cuna e poi bisogna tornare indietro se si parte qui da San Francesco, altrimenti si può fare una traversata con 2 macchine, oppure si può fare un pezzo del canal di Cuna salendo dalla Val Tramontina, probabilmente però anche lì c'è un po' di dislivello. Io non l'ho mai fatta da quella parte, però c'è una forca, quindi anche da quella parte bisogna salire e scendere. Quindi tutte le informazioni le trovi sotto in descrizione. Ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!